Genova e la Liguria alla ricerca delle origini, il titolo dell'iniziativa di quest'oggi qui a Palazzo Turis. Abbiamo due personaggi, una è un grande costruttore di eventi culturali e specialista in enogastronomia. Da circa 30 anni mi occupo di territorio in senso turistico ed enogastronomico. Decreta il conferimento dell'attestato d'onore alla carriera a Umberto Curti, docente di enogastronomia, autore di Ligucibario, ricercatore di storia e cultura dell'alimentazione, promotore di eventi turistico-culturali. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Umberto Curti nasce a Genova nel 1963. La madre Anna Rosa, casalinga, e il padre Alfredo, un sampierdarenese nel mondo, che nei primi anni 50 cooperò a un docufilm fra gli indios del Mato Grosso, lo assecondano nelle scelte formative. E Umberto, diplomato al liceo classico Andrea Doria, consegue la laurea in lettere all'Università di Genova. Dopo gli studi umanistici, le vicende della vita condizionano la sua giovinezza. Umberto Curti viene inizialmente acquisito nel marketing operativo da un'azienda bolognese, quindi con la futura moglie Luisa Puppo nella creazione di una innovativa impresa di consulenza in marketing e formazione sul turismo e la enogastronomia. Un'azienda caratterizzata da frequenti collaborazioni con il Comune di Genova, in cui Luisa Puppo diviene la titolare e nel 2018 è nominata ambasciatrice di Genova nel mondo. Nell'anno 2008 Umberto Curti crea il Ligucibario, che il fondatore definisce il più ampio e completo alfabeto del gusto regionale, liberamente fruibile e senza alcuna pubblicità. Soprattutto vedere che insomma siamo tanti, quindi vuol dire che la vostra passione è contagiosa e che quindi siamo in tanti che vogliamo scoprire anche le cose di Genova. Il gruppo storico sestrese che si esibirà anche un po' una sorpresa, sarà in un ballo. Decreta il conferimento dell'attestato d'onore al gruppo storico sestrese, sodalizio e costume d'epoca, costituito a Sestri Ponente nel 1992. Sono ovviamente contento di essere io a farlo, perché mio cugino Don Pasquale De Barbieri veniva da Sestri. Parliamo dei nostri abiti che sono il frutto di una ricerca costante per essere sempre all'altezza filologica di rappresentanza. Quelli che ci vedete non siamo tutti, non sono venuti tutti per essere un giorno lavorativo, quindi tante persone mancano, qualcuno non è potuta venire, però abbiamo fatto di tutto per poter essere presenti a questa manifestazione, a questo evento meraviglioso. E come dico appunto i nostri abiti tutti a partire da quelli del 1200 fino ad arrivare agli anni 60 sono frutto di ricerche. Per gli abiti diciamo antichi ovviamente la ricerca è un po' sulle stoffe, perché poi comunque abbiamo dei figurini che ci aiutano a confezionarli. Sestri dai tanti volti, con fabbriche, stabilimenti, oratori e chiese sparse, Sestri industriosa degli operai, delle sirene che si fondevano con i rintocchi delle campane. La Liguria un tempo era la regione più grande del nord Italia. Comprendeva la Liguria, un pezzo della Francia, tutto il Piemonte e la Val d'Aosta. Diciamo che gli arrangiamenti sono particolari, sono stati redatti da noi due, quindi sono tutte trascrizioni originali per violino e clarinetto. Noi come Associazione Liguri nel Mondo partecipiamo a questa meravigliosa iniziativa. L'attestato d'onore Intel 2026 alla memoria vuole testimoniare la gratitudine della Liguria
per lo straordinario impegno, per l'energia e la passione di Angela Burlando nell'affrontare i problemi in materia di sicurezza, nella difesa dei diritti contro ogni forma di sopruso e discriminazione, per il rispetto della persona nelle diverse classi d'età, per cancellare la condizione di inferiorità delle donne sotto ogni profilo sociale, culturale e normativo. In tal senso, la storia della Liguria indica già in età pre-romana la condizione di una società matriarcale, in cui prevale la figura della donna nella gestione della vita familiare e della comunità. Detto questo, possiamo affermare che la determinazione e il sostanziale contributo di Angela Burlando nella difesa dell'eguaglianza e nella valorizzazione dei diritti delle donne rende onore a questa originaria condizione sociale della Liguria. Il presidente settoriale Intel dello spettacolo, ingegner Franco Marco Astuti, e il presidente regionale Intel, architetto Alessandro Casareto, consegnano l'attestato d'onore. Quando vivevi a Boccadasse, io ero solo un bambino e la mia parrocchia era la chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse. Quando ho saputo della tua scomparsa, non sono riuscita a trattenere